Quante volte abbiamo parlato di civiltà nuragica in Sardegna? Oggi, nella nostra puntata di Biazzantes, insieme a Bruno Lombardi, facciamo un viaggio in un nuraghe a Sedilo. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti a casa. Allora, dici quanto costa il biglietto per entrare in questo nuraghe? Dipende da dove parti. Se parti da Sassari, credo una ventina di euro di benzina. Ah, ecco, benzina. Poi l'ingresso al nuraghe è gratuito. Assolutamente gratuito. Noi vedremo durante la nostra chiacchierata magari qualche immagine che ci riporta a questo nuraghe che ora ci racconti. Un nuraghe che ha un nome un po' particolare. Sì, Perra de Bartesuso si chiama. Perra de Bartesuso. Perra è insomma una parte. No? Quindi, perché è un nuraghe monotorre che ha subito... È di sopra, perché effettivamente manca un po' insomma, nella parte sommitale la camera, no? È un nuraghe monotorre. E quindi il nome è proprio in questo senso. Ma è interessante perché noi oggi parliamo solo di questo nuraghe. Ecco, qual è la sua particolarità? Vogliamo far capire a casa. È vero che ci sono tantissime persone che ormai vanno in giro per nuraghi e quindi conoscono tante cose, oltre ovviamente agli addetti ai lavori ovviamente, ma è importante perché, sai, uno vede un nuraghe per la strada, stai facendo un viaggio in macchina e sembrano tutti uguali. In realtà non è così. Oltre che i nuraghi complessi, abbiamo già detto, magari già qualche altra volta, che hanno delle particolarità e quindi delle differenze, ma i nuraghi monotorre come questo di Sedilo, oltretutto è stabilito, nasce proprio in un luogo dal paesaggio veramente interessante. Siamo a qualche chilometro da Sedilo, nel territorio comunque di Sedilo, ed è in una zona comunque ricca di altri monumenti antichi, nuragici e anche prenuragici. Ma tu lo vedi ed è insomma, un tronco conico abbastanza diroccato insomma, nella parte sommitale di basalto e pensi che sia il solito nuraghe. Invece entrando all'interno, come appunto vediamo nelle immagini, vediamo che ci sono delle particolarità. A destra vediamo già una nicchia, a sinistra vediamo la classica scala ad andito che porta poi sopra, la classica nel senso che la troviamo praticamente in tutti i nuraghi monotorre. Ma poi all'interno vediamo altre finestre, questi grossi fori, ci chiediamo cos'è, poi vediamo delle nicchie così particolari e in una di queste sulla destra tu entri e trovi una scala all'interno della muratura che porta nella parte quasi sommitale, quasi al di sopra dell'ingresso principale. Queste sono chiamate, sì, scale sussidiarie, mezzanini, questi grandi fori che dicevo sono considerati, ed è molto bello, appunto invito a leggere uno studio dell'archeologo Giacobbe Manca, sono considerati dei fori per dei soppalchi in legno. Ecco che quindi cambia magicamente, non tutti i nuraghi sono così, quindi non c'è solo ed unicamente la classica tolos o comunque la falsa volta, l'ogiva all'interno della camera, ma evidentemente questi piccoli nuraghi avevano queste funzioni. Così, no, queste funzioni, perché parliamo appunto di funzionalità tecniche, evidentemente queste sono delle condizioni che i costruttori hanno utilizzato per ricavare più spazio, evidentemente, no? Quindi dal punto di vista funzionale. Poi che l'abbiano fatto anche per una ritualità, questo non lo sapremo mai, potremmo anche immaginarlo, niente toglie appunto di non immaginarlo, ma quindi è interessante che andare alla scoperta del nostro territorio significa riscoprire anche delle valenze architettoniche. Quindi questi nostri antenati non erano così schematici. Assolutamente. Ed è un modo in più anche per farsi non solo una gita domenicale, ma è un modo in più anche per avere una maggiore sensibilità nella conservazione del territorio, nella conservazione di questi monumenti. Ecco perché anche molte comunità attive come quella di Sedilo sono impegnate in questa sensibilizzazione, sia per gli addetti ai lavori che per la comunità o per l'amministrazione, ma anche degli stessi sedilesi che sono così importanti e interessati al loro patrimonio. Infatti anche questo nuraghe ha subito delle spoliazioni, no? È stato spogliato un po' di questo materiale costruttivo. Ma te ne risultano altri con queste caratteristiche? Ce ne sono diverse. Possiamo fare un esempio conosciuto, il nuraghe Santuantine, che sì è un nuraghe a Torralba, che è quindi considerato la reggia nuragica, che è sì un nuraghe complesso, ma la torre centrale ha questa particolarità di questa finestrella, no? Al di sopra dell'ingresso principale, questo vano nascosto
a cui appunto è simile appunto a questo, ma non so, anche Nuraghe Crabia, se non ricordo male, di Baulado, ma ce ne sono altri. E per esempio anche Dore, lo studioso Dore, ha fatto importanti studi su questo, ne ha fatto conoscere, quindi è grazie soprattutto a questi esperti che noi abbiamo la possibilità di andare, scoprirli, vederli con i loro occhi e capire quindi che non tutti i nuraghi sono uguali, e soprattutto sono il nostro grande patrimonio da conservare, da visitare, da amare. Bravo, è esattamente così, è un grosso patrimonio che denota quello che è stata la nostra civiltà, ci fa capire da dove veniamo, ci fa capire come eravamo, e quindi sì, è molto bello conoscere queste cose, quindi di questo te ne dobbiamo dar merito. Grazie per averci raccontato anche oggi un'altra puntata. Ti avevo promesso che non ti avrei chiesto niente per la prossima settimana e adesso te lo faccio apposta. Non voglio saperne nulla. Invece a voi a casa vi ricordo che mancano pochi giorni al nostro passaggio definitivo dal digitale terrestre al web, quindi mi raccomando, non dimenticatevi di sintonizzare i vostri televisori da web, come vi ho detto, e la parolina magica è sempre quello, teleg.tv. Andate, memorizzatevelo, mettetevelo tra i preferiti e continuate a guardarci comodamente da casa vostra, senza mai dimenticare però che noi siamo anche qua, la vostra televisione TeleG ce l'avete anche in tasca, sempre e dovunque andiate. Grazie!